Ah, è tipo la figa per i motociclisti, Fioi. È una roba un lunga da spiegare. Buongiorno, bel cagnolino. Buongiorno. Come siamo belli stamattina. L'unico senso dell'estate. Dio dietologo. Patate con besciamella, pancetta e non mi ricordo cosa. Ho dato una ciucciata, sono la fine del mondo. Domani, Fioi, vado con lo zio a installare delle mega barre a LED, te lo anticipo perché poi me ne dimenticherò, perché di solito così io non filmo. E sono due barre da fuoristrada, una tipo di 1 metro e passa e l'altra una normalissima che metterò nella parte posteriore destra, no? Per quando faccio le manovre, e si attiveranno come quella vecchia che è partita con la retrocamera. E già che sono in viaggio, diciamo, andrò a trovare la moto. Ci ho speso un botto, cioè i soldi che ho speso per metterla a posto sono i soldi che compravo una moto usata, però cazzo, ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Da motociclista vi dico, guido moto e conosco le moto da quando ho 16 anni, 15 anni. È tanta roba, questa Ducati è tanta roba. Tra virgolette non corre un cazzo, ma questo non ti deve interessare, anzi deve essere solo un pregio, in quanto contemporaneamente ti dà quella sensazione di potenza, di velocità, cioè ti fa godere. A te cosa te ne frega di essere ai 300 all'ora, come non so, quando avevo l'R1 andavo via tranquillo ai 2,40, 2,60, cioè, ma è follia pura. Cioè tu sei tranquillo, non provi paura, non provi niente, ai 260 all'ora, cioè è una cosa fuori per fuori. Per provare un po' di brivido con l'R1 dovevi passare i 2,80, ok? E poi anche esteticamente mi piace un botto. Deformazione professionale. Questa sarà la prima moto della storia che terrò per sempre. Ho conosciuto tante persone che hanno la moto da 20 anni, 30 anni, eventualmente cosa intelligente, non vuoi più andare in giro o cose del genere, la fermi, la blocchi. L'importante è non far passare, come ho fatto io quella volta purtroppo, i 6 anni, o adesso non mi ricordo se 6 anni o 7, perché altrimenti perdi tutte le classi di merito dell'assicurazione. Stai attento a sta roba. Questo vale per qualsiasi classe di veicolo. Cosa significa? Io ora non guido anche l'auto, non guido l'auto da più di 7 anni, non ho più un'auto intestata a me con assicurazione, e quindi se io dovessi comprare un'auto ora partirei all'ultima classe, cioè come fosse un neopatentato, hai capito? Quindi tenti a ste robe, e così farò con la moto. Insomma, ecco, è un gioiellino, veramente un gioiellino, a cui tengo tantissimo, sia come oggetto che come moto, quindi sia come oggetto prezioso da tenere che come mezzo di trasporto per i viaggi. E niente, me la terrò molto da conto e cercherò di farci, insomma, più viaggi possibile. Adesso spoiler, che seria l'alettone delle macchine da corsa, andrò con Olfo, salvo imprevisti, a fare un giro a Bruxelles, in Belgio. Boh, esco un attimo. Ho messo l'antifurto al monitor, così se un ladro entra e vede "don't touch my screen" in inglese, perché ormai i ladri sono tutti stranieri, e quindi non toccare il mio schermo, non lo tocca. Ovviamente è una battuta. Sembra quasi poco, io sto guadagnando, no caricando, guadagnando, mi raccomando, sono cose diverse, 17 ampere circa all'ora. A me sembrano quasi pochi, ma in realtà, perché è uno dei primi soli adesso invernali, in realtà è più di quanto ti dà una colonnina della corrente, perché la colonnina con un alimentatore normale di un qualsiasi camper carica 16 ampere, carica, no guadagni, carica. Quindi noi in realtà qua stiamo caricando 10,7 da una parte, 21 ampere abbondanti ora stiamo caricando, poi guadagnando, ossia tolti i costi perché ho l'inverter acceso eccetera eccetera, 17 e qualcosa in questo momento. Sì, è tanta roba, voglio dire, quindi sì, ricordatevi, i pannelli servono sempre, sono la cosa più sacrosanta, però diventano, come dico da anni, completamente inutili in inverno in certe zone, tipo da noi in Veneto. Cazzo, ero sempre col generatore acceso nelle aree camper, perché o andavo a fare la van life o lavoravo, avevo bisogno di lavorare e quindi mi serviva a corrente, quindi tassativo, aree camper e generatore, perché caricavo zero, cioè era solo un costo. Adesso invece alla grande, porca troia. Sono venuto un po' nella casa vecchia perché devo fare delle cose
E hai visto, volevo farti vedere tutto il giardino che c'è. E lei ovviamente deve cagare, stracagare, spalmare la merda, sempre nelle piastrelle. E io ovviamente qui non ho acqua, non ho niente. Come pulisco? Vedi, poi ci pesta sopra, porta in giro. È così, è così. Nuovo giochino. Questo è un altro regalo che mi sono fatto, non dico il prezzo. Dico trapezi devo ancora arrivare. Insomma, sono contento fioi. Ho preso una super barra per la retromanza. Sì, come il Monster, quando la lasci ferma d'inverno, dopo ti fa un sacco di condensa. È normale, è normalissimo. Ma sì, dai, fatto 30, fatto 31. E una laterale destra e una sbababan 2. Fa sempre un successone il Cristo che indica e giudica. C'è anche il tipo del benzinaio che lo vuole. Allora gli ho detto dove l'avevo preso, che l'avevo preso a Gradara quella volta, il tabacchino del castello, che non so quante commissioni che mi dovrebbe dare con tutti i Cristi che si stanno vendendo grazie a me, porca troia. Guarda, adesso è normale. Senti come che è russa. Sta dormendo con gli occhi mezzi aperti. No, adesso li ha chiusi. Ecco, no, eccoli là che sono. Dorme russa con gli occhi praticamente aperti. Che forte. Ugan! A parte dei pubblicità della droga, ti ricordi tu? Può fare la pubblicità per la droga, per cani? CP. Dighe, l'erba cagna, altro che l'erba gatta. Guarda che bella e giovane questa fidanzata, pimpante, era sorridente, manco ha sorriso al gatto, adesso si incassa con me. Cazzo, c'è un video caro, attento che ciao bella fidanzata. Ok, le donne del mio tempo si sono emancipate, non sono sprovvedute, son più spregiudicate. Gli piace di riunirsi insieme per parlare di cose che noi maschi non possiamo immaginare. Ne parlano giù al bar, se nessuno le ascolta, lo dicono chiaramente, senza c'era una volta. Lo dicono alle feste, vestite di pigiama, le donne son così, o le si odia o le si ama. Parlano di scarpe, parlano d'amore, e parlano di vacanze, parlano di cuore, e parlano di gruppone, parlano di ingredienti, e parlano di cerette, parlano di assorbenti. E se l'argomento a mancare viene, le donne parlano di lunghezza del pene.